Buongiorno Giusti, ci ho riprovato. Sono al chilometro 6,5 e sto facendo la camminata delle Rogge. Giornata bellissima, tanto sole, clima perfetto, sono senza shame, così posso camminare più spedita e più tranquillamente. Adesso sta prendendo tutto un altro senso questa camminata delle Rogge. Ci sono anche un sacco di mulini e un sacco di rogge. Bello. Allora ragazzi, vi racconto qual è il mio obiettivo di oggi. Intanto ho fatto 10 km e adesso la sto facendo in ritorno. Siccome questa mattina ero con mia mamma, me la sono presa con calma. Adesso l'ho lasciata la macchina, abbiamo lasciato una macchina all'arrivo e una macchina alla partenza. Lei l'ho lasciata all'arrivo, mentre io sto tornando indietro a piedi. Sono perfettamente in orario, stamattina i primi 10 km sono andati molto serenamente, perché non c'è nessun tipo di difficoltà, è proprio una passeggiata di piacere. All'inizio ci sono dei pezzi in cui si fanno un po' di strade di paesi, non è fantastico, però adesso è stupendo, guardate. Ora mi faccio la strada del rientro, sono carichissima, devo dire la verità, me la sono presa con super calma, perché una volta arrivati a Zompitta c'è un bellissimo parco che ha anche un accesso a una biforcazione del Torre, in buona sostanza, e quindi ci ho messo i piedini dentro, mi sono un po' rilassata, mi sono goduta il sole di mezzogiorno, anzi delle 2, veramente in totale relax. Adesso me ne torno a casa. Che bella vita, ragazze. Se c'è una cosa che mi piace davvero tanto di questa camminata sono i rumori che si sentono. In lontananza senti i campanili, poi ci sono i trattori che lavorano la terra, l'acqua che scorre. Il vento tra gli alberi, proprio bello. Siamo quasi in autunno e ne percepisco anche i profumi. Wow, super. I primi cenni storici che abbiamo riguardo alle rogge friulane addirittura risalgono al 1171. Sappiamo che dal Torre furono ricavate 2 vene principali, una la roggia di Udine e l'altra la roggia di Cividale. Questo ad intendere le aree geografiche della regione che vengono bagnate da questo flusso continuo di acqua. Chiaramente l'acqua della roggia veniva utilizzata ad uso personale, per muovere i mulini, per abbeverare gli animali e per poter bagnare i campi e le tenute. Credo che alcuni mulini siano ancora utilizzati per qualche lavorazione, sinceramente penso di sì, perché stamattina il mulino che avete visto fermo in realtà stava andando, quindi è stato bloccato magari perché la macina era già stata fatta questa mattina. Dovrebbero esserci dei consorzi agrari da queste parti, forse macinano semi, mangimi. La butto lì, in realtà sono ignorante in questa cosa. Non avrebbe senso farlo girare tutta la mattina per poi dopo fermarlo dopo pranzo. Che belle le rogge del Friuli. Un mix tra meraviglia e oh mio Dio, se ci cado dentro morirò. Forte. Vi porto a vedere una cosa, guardate.
Sapete perché una volta c'erano i gradini che portavano alla roggia? Tutte le case o gli stabili che stavano accanto alla roggia avevano tutti l'accesso alla roggia stessa per poter prendere l'acqua, ma anche per poter lavare i panni, perché una volta era il primo mezzo, la lavatrice antica, quindi le donne si mettevano a bordo roggia e lì lavavano i panni. Qua ci sono addirittura 3 mulini, 3. Non so se vedete, ma là c'è un altro accesso alla roggia ed è esattamente lì che le donne una volta lavavano i panni. Ah sì, chiaramente il fatto che l'accesso fosse un po' pendente a scivolo faceva sì che le donne potessero grattare i panni sulla superficie di cemento, quindi li grattavano, li sbattevano e li risciacquavano. Ma voi 3? Ma queste case che hanno l'accesso sulla roggia, vi faccio vedere. C'è il ponticello sopra la roggia, il mio sogno. Allora, considerazioni puramente personali. Adesso che sono a 15 km me ne mancano 5. Gli ultimi 5 km sono molto più belli. Da quando si imbocca la via dei mulini, dove appunto si vedono tutti i mulini delle varie aziende sulla roggia, ecco lì sono molto belli, quello sì. Questo tratto da metà fino alla partenza ad Adegliacco, al mulino di Adegliacco, è un po' così. Ci sono tanti tralicci, è comunque immersa nel verde, però ci sono davvero tanti tralicci, tanto rumore di strada. Tra un po' ritroviamo la ferrovia, tra un po' troviamo la tangenziale, quindi così così. Questa parte è anche tanto più battuta dai ciclisti, mentre da metà in poi meno. Inizio ad essere un pochino stanca, dopo 15 km inizio ad avere i piedini un pochino affaticati. Non devo assolutamente mollare, anzi devo farla tutta, è l'obiettivo di oggi, tutta. Continuo a pensare che se non volete fare tutti i 20 km 10 e 10, ma magari vi basta farne 10, prendetela da metà e andate verso Zompitta e poi da Zompitta tornate indietro. Siccome in questo momento non lo so, vi metterò sotto il nome del paese che sta a metà, dove si può anche lasciare la macchina, dove inizia la via dei mulini. È abbastanza ben segnata, ci sono dei cartelli più o meno a tutti gli svincoli, è anche facilmente intuibile, quindi non ci sono difficoltà di orientamento. Oh, che bene, ci avviciniamo alla tangenziale. Mamma mia ragazzi, non potete immaginare che noia che ho adesso. La strada è tutta così, noiosissima, non ci sono più i rumori del vento, degli alberi, dell'acqua, dei trattori, delle campane, ci sono soltanto i rumori delle macchine, dei camion, del treno. Veramente brutta questa parte. All'andata è stata più facile, un po' perché ero fresca e un po' perché ero in compagnia, quindi in compagnia, parlando, passava più velocemente il tempo, o comunque i chilometri scivolavano più velocemente. Invece da sola adesso sto rompendo le scatole in un modo terribile e inizio a sentire i polpacci stanchi e anche un po' i piedini stanchi. Nella mia prima prova avete visto che mangiavo la sbobba del Decathlon ed ero proprio lì sotto. Oggi, per amore del mio stomaco, ho deciso di portarmi via cose da mangiare che fossero fatte da me, molto più buone e che mi permettessero di fare tutto il tragitto che dovevo fare, perché se portavo via
la pasta alla bolognese del Decathlon, boh, mi sarebbe venuto veramente schifo. Inoltre sto viaggiando così con uno zaino un po' più leggero. Vai ancora. Io ho parcheggiato di là. Questo è l'inizio del sentiero delle Rogge da Adegliacco. Giù per di là è impossibile sbagliare. Poi all'inizio però è molto facile sbagliare, perché questa stradina qua non è segnata. C'è un unico cartello nascosto, bello sbiadito, questo. Tutti gli altri sono tenuti molto meglio, questo è davvero disgraziato. Per il resto si fa questa strada qua, il mulino si trova là e si va per di qua. Sì, ce l'ho fatta. Non sono stati 20 km, sono quasi 19. Ciao Megan, sono arrivata. Questa passeggiata partirebbe da Molin Nuovo, quindi il paese dopo, ma secondo me non mi piaceva quel tratto di strada, ho deciso di lasciare la macchina qua. Si segue per questa via qui, questo è il mulino in via Adegliacco, si può lasciare tranquillamente la macchina qua, poi si prosegue per questa strada qui, si passa un ponticello che passa sopra la Roggia, si gira subito a sinistra e dove vi ho fatto vedere c'è l'ingresso per la passeggiata delle Rogge. Io sono arrivata, sono un po' triste perché non ho fatto 20 km tondi, ne ho fatti un po' di meno, 18,79. Il sunto di questa passeggiata è che è molto bella. All'inizio questi primi 5 km sono un po' noiosi, quelli dopo sono bellissimi. Ve la consiglio assolutamente, dovete assolutamente venire a farla se siete di queste zone. È per tutti proprio. Ciao Giusti! Ciao! Ciao! Ciao!